Caro Zaia, stamattina ho letto che hai chiesto a tutti i candidati alla presidenza della regione trasparenza per quanto riguarda le spese elettorali e la raccolta fondi. Sei stato informato male perché per quanto riguarda le mie spese elettorali è già tutto online. Trovi tutte le informazioni sul mio sito. Continua il botta e risposta sul calcolo delle spese elettorali tra i candidati alla presidenza della Regione Veneto. Alessandra Moretti mostra il documento con le cifre sulla trasparenza della sua campagna elettorale e chiede a Zaia di fare altrettanto con quella precedente e con l'attuale che lui stesso ha definito low cost. Basta chiacchiere, Zaia. Mi dai per favore il link dove posso trovare chi paga e quanto stai spendendo per la tua campagna elettorale low cost con cui stai tappezzando tutto il Veneto dei tuoi manifesti? Perché sul tuo sito ancora non c'è niente. Nello stesso giorno la Moretti ha attaccato il governatore anche sulle opere per la messa in sicurezza del territorio dopo l'alluvione del 2010. Sono stati iniziati solo i lavori dei bacini di Trissino e Caldogno, ma delle altre opere in programma nemmeno l'ombra, ha detto la Moretti.